Amici di Bella Sicilia, adesso vi presentiamo la pasta reale colorata. Andremo a realizzare i limoni che richiamano molto la nostra terra, la nostra Sicilia. Le foglioline. Togliamo un po' di giallo. Questo è l'impasto utilizzato per la pasta reale, quindi Sì, mandorle e zucchero. Mandorle ridotte in farina e zucchero a velo. e un po' di acqua E un po' di lavorare acqua l'impasto. per l'impasto. Quindi questi semplici ingredienti per realizzare poi dei dolcetti speciali che accompagnavano tutte le feste una volta. Non c'era matrimonio, non c'era ricorrenza Non c'era occasione senza la pasta reale. e venivano fatti in casa sempre una volta questi dolcetti. Sempre in casa. E oggi lei ha deciso di continuare la tradizione e di farlo in maniera professionale. Sì, unire passione e lavoro. Quindi Adesso andiamo a creare il limone. Ne facciamo altri due. Ma come si impara quest'arte? Con tanta fatica, tanta pazienza? No, pazienza, se si ha la passione, la pazienza non serve. È tutto, diciamo che viene da solo. Mentre per chi ha avuto come insegnanti, Nessuno, quindi ha imparato da sola. da sola. Ho provato, riprovato tante volte fino ad arrivare A realizzare queste che possiamo definire veramente delle opere d'arte. È un peccato mangiarli perché sono così belli. Quindi si possono consumare sia così a crudo, sia al crudo che cotto. nella versione cotta si mette il biscotto sotto. Sì, è una base Una di frolla. Quanti minuti di cottura? All'incirca una decina di minuti a 180 gradi. Oggi lei continua a realizzare quindi questi dolci, lo fa tutte le giornate, tutto l'anno. Tutto l'anno il fiorellino. Ok. Quindi stiamo utilizzando in questo caso la versione del colore originale, quella perché una volta erano tutti bianchi, Una volta erano tutti bianchi, sì. adesso invece si utilizzano i coloranti per rendere ancora più bello questo dolce della tradizione. Cercare di renderlo al naturale. Mettiamo un chiodo di garofano. E lo andiamo a posizionare qui. I limoni sono pronti. Complimenti signora Mimma. Davvero bellissimi e buonissimi da Lo dedichiamo a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV che ci seguono da tutto il mondo e speriamo di poterli vedere in questo borgo non solo per il 19 di ottobre ma ogni giorno dell'anno. È ideale per visitare i piccoli borghi, per vivere delle esperienze diverse e per gustare i tanti prodotti tipici della nostra locali. zona. Sono veramente tanti a Castel di Lucio. Sì, sì, E le sì. ricette antiche sono proseguite, sono rimaste intatte. Sì, la maggior parte sono tutti proprio appunto a base di mandorla, perché con la mandorla si può fare di tutto. E lei ha deciso di trasformare la sua passione in lavoro. Sì,
Esatto, per continuare a vivere in questo borgo, nella nostra bella Sicilia. esattamente. Che invito lanciamo ai giovani, ecco, che ci stanno seguendo di scommettere sulle proprie scelte, sulle proprie passioni? Di seguire sempre la propria passione, questo sì. Grazie, allora un caro saluto a Mimma e a tutti gli Un caro amici che ci saluto. stanno Grazie a seguendo. voi. Al prossimo video, arrivederci, Grazie, arrivederci.